Pronti? 1, 2, 3. Partiti con veloce Demon Bar che cerca di scavalcare Anita Spritz, la quale reagisce lungo i birilli. Insiste Demon, Anita che cerca di difendere la corda. In attesa degli eventi c'è Oliveto Bargal lungo la corda. Oscar Benal insiste e passa alla fine Demon Bar nei confronti di Anita Spritz lungo i birilli. Oscar Benal, di fuori scoperto Oliveto Bargal, quindi ancora Zalshan S, unica Kajmar, la più veloce dei penalizzati, che precede Assia Luis. Quindi Danselli ha perso molti metri in partenza. Fuego Dubule 29,9 per i primi 400 metri di corsa da parte di Anita Spritz, che ha chiesto e ottenuto il cambio a Demon Bar. Di fuori suo malgrado Oliveto Bargal, mentre va a fare la seconda pariglia esterna unica Kajmar, che sposta la quinta posizione, risale e va in schiena Oliveto. 45,5 per i primi 600 di corsa, con Anita Spritz leader nei confronti di Demon Bar. Di fuori Oliveto Bargal si muove già in mezzo alla pista. Fuego Dubule a 2 giri dalla conclusione, 1-1-3 per i primi 800 di corsa, con in vantaggio Anita Spritz nei confronti di Demon Bar lungo la corda. Fuego Dubule che insiste in terza ruota, gira Oliveto Bargal, vuole portarsi allo scoperto dopo 1 chilometro in 1:17,4. Fuego Dubule è arrivato ai fianchi di Anita Spritz con una frazione in 14,6. Anita che difende la testa da Fuego Dubule all'esterno, Demon Bar alla corda, Oliveto Bargal in pariglia, ancora Oscar Benal e unica Kajmar terza di fuori. A precedere Assia Luis. Alla retroguardia sono sempre Zalshan Esre e Danselli. 15 anche per la curva di sinistra. Non perde tempo Tommaso Gambino, che dopo essere arrivato a lati di Anita Spritz continua a schiacciare il piede sull'acceleratore. 14,5 davanti alle tribune. Anita Spritz in vantaggio, si muove Danselli in terza ruota, trova l'anticipo da parte di unica Kajmar. Intanto davanti Fuego Dubule continua a pressare Anita Spritz. Lungo la corda c'è Demon Bar, la piegata in 14,9. Si continua con Anita che controlla Fuego, arriva unica, arriva Danselli in mezzo alla pista, si muove anche Assia Luis. Danselli che dà il parziale e vola il gruppo. Ci sono ancora le punte di unica Kajmar però, e deve rimanere in quarta ruota. Anita Spritz in vantaggio alla corda, Danselli che cerca di scendere su unica Kajmar, poi ancora Fuego Dubule e Assia Luis. Danselli che progredisce in mezzo alla pista, ma ancora qualcosa di dentro. Anita Spritz che vende carissima la pelle, la retta arrivo con Danselli che è passato definitivamente nei confronti di Anita e di unica Kajmar. Danselli che coglie così questo bel successo alla prima italiana nei confronti di unica Kajmar. Al secondo Anita Spritz, al secondo unica Kajmar, al terzo Anita Spritz, al quarto torna ancora Fuego Dubule. 29,8 la chiusa, 1:15,8 ragguaglio cronometrico per il successo di Danselli. Fabrizio Ciulla che guida per i training di Mele Ossani, André Farrugia e Nicolo Venturi. Il successo del norvegese trapiantato in Francia e ora in Italia, Danselli, che è un figlio di Norvelus Hannover, che dà il parziale sulla dritta opposta alle tribune nonostante trovi molte resistenze da parte degli avversari. In arrivo passa e vince comodo nei confronti di unica Kajmar e di Anita Spritz.